Silvia Pasinato rivendica con orgoglio: Chisso l'ho invitato io, e su una eventuale sua ricandidatura precisa di non vederci nulla di male. Insomma, se ci si aspettava una retromarcia, non è proprio arrivata. L'ex sindaco di Cassola è determinata a difendere l'ex assessore alle infrastrutture del Veneto e attacca il leghista Finco, che nelle scorse ore ha chiesto a gran voce la condanna dell'ospitata. Il fatto che la Lega sia alleata a Venezia con Forza Italia, dice Pasinato, non significa che debba imporre agli altri il comportamento da assumere. A dir la verità, su questa vicenda c'è una questione etica da porre. Per il momento l'unica a condannare l'episodio di Forza Italia è stata Elena Donazzan, o meo lui ha detto paventando un addio agli azzurri. Addio che si potrebbe concretizzare, visto che in queste ore il commissario regionale Adriano Paroli ha convocato i vertici di Forza Italia per parlare della questione. Sembra che una parte del partito voglia imporre una linea garantista spinta. Insomma, gli vogliono mettere addosso la veste del martire. E questo provocherebbe una scissione interna insanabile. E poi c'è la Lega che Chisso non lo vuole nemmeno più sentir nominare. Se i vertici tacciono, a Bassano, il capogruppo di Forza Italia, si sbilancia. Mariano Scotton, che rappresenta anche il sentore della base sul territorio, non ha dubbi. Io penso che se è stato invitato, e mi pare che sia stato invitato, secondo me non doveva essere invitato, ma per una questione di buonsenso. Se invece non è stato invitato, e lui è un cittadino normale, può andare in qualsiasi luogo. Però da quello che so è stato invitato e quindi secondo me è una cosa che non si doveva fare. Il partito Forza Italia ha già voltato pagina da quei fatti? Ma io spero e penso sia così. Io comunque sono un consigliere di Bassano e a me interessa soprattutto Bassano.